Inizia oggi la fase di discussione finale di quella che dovrebbe essere l'ultima sessione di bilancio di questa legislatura. Il relatore Sandonà ha elencato una serie di numeri, ha parlato poco di politica, ma almeno mi esenta dal dover relazionare sulla parte più tecnica. Credo che sia stato un lavoro proficuo quello che si è sviluppato in queste 2 settimane intense e dispiace che alcuni continuino a ritenere il lavoro dell'Aula un luogo inutile. Basterebbe ascoltare un po' gli argomenti che vengono affrontati volta per volta. Io credo che quello che abbiamo messo in campo sempre in sessione di bilancio, forse in particolare in quest'Aula, in questa stagione, in questo anno, sia una discussione che non racconta di un rito inutile, ma che invece abbia trasformato l'Aula in un luogo del confronto, e vedremo poi se da questo confronto si produrranno anche risultati. Abbiamo infatti discusso in questi giorni di tanti temi che a nostro avviso sono cruciali, perché del resto la discussione che facciamo nella sessione di bilancio dovrebbe rappresentare il risultato di un anno di lavoro che facciamo in questo Consiglio e dunque anche la manovra emendativa che abbiamo predisposto prima sulla nota di aggiornamento al DEF, poi negli altri allegati alla legge di bilancio, e anche quelli che abbiamo proposto per il progetto di legge in discussione questa mattina, sono in parte la messa a terra di un anno intero di lavoro che come gruppo del Partito Democratico abbiamo provato a mettere in campo. Abbiamo affrontato il tema dell'emergenza abitativa, abbiamo ragionato in questi giorni delle politiche sociali, di come possono essere costruite, disegnate e progettate in maniera da incrociare in maniera più efficiente ed efficace i bisogni. Abbiamo parlato molto di sanità, probabilmente lo faremo ancora anche oggi, e abbiamo raccontato di come siamo davanti a una grande sfida, al di là delle facili ironie che ogni tanto serpeggiano anche in questo luogo, di come il tema dell'ambiente, della lotta al cambiamento climatico e della necessità di costruire un territorio all'altezza delle sfide climatiche che abbiamo davanti sia un tema che questo Consiglio regionale deve affrontare. Ma se è vero che ogni sessione di bilancio è il punto di caduta dell'attività di tutto un anno dei gruppi consigliari e dei singoli consiglieri, è altrettanto vero che questo è un bilancio che chiude in realtà una fase molto più lunga, che è durata 15 anni. Se non dovessero esserci clamorosi colpi di scena, cioè questo è l'ultimo bilancio che segna una fase significativa dello sviluppo della nostra regione, che ha visto il Presidente Zaia alla guida della Presidenza della Regione per ben 3 lustri. Il giudizio che noi diamo, l'abbiamo un po' detto già in questi giorni, ma vorrei che fosse, come dire, fissato all'inizio di questa discussione, è che questa lunga fase politica significativa, importante, non si chiude bene per la Regione del Veneto. Non si chiude bene perché vede la Regione costretta ad introdurre nuova tassazione, e guardate, lo dico davvero senza il pregiudizio ideologico che altri hanno dimostrato di avere in quest'Aula, del no alle tasse sempre. Mi preoccupa però il fatto, Assessore Calzavara, che arriviamo a questa soluzione nell'ultimo anno a nostra disposizione, che è un atteggiamento che lascia un po' ricordare quello che abbiamo già vissuto quando si era chiusa la fase precedente, quella di Galan, che al rovescio, che l'anno prima di andarsene cancellò l'IRPEF dicendo si arrangerà chi verrà dopo a gestire una regione così importante senza risorse. È un po' la stessa cosa a parti inverse. La mettiamo quest'anno, tanto ormai il Presidente non ha più nulla da dover pretendere, chiedere ai veneti, si arrangerà chi viene dopo a spiegare, a giustificare. Quindi un atteggiamento che sul piano politico è un po' la muoia Sansone e tutti i filistei. Dall'altro lato non mi convince perché non è il risultato di una valutazione di tipo politico che ci costringe a fare una cosa che nessuno avrebbe voluto fare, ma con un obiettivo generale significativo che ci porta ciascuno di noi a giustificare anche questa estrema azione. È un'introduzione di nuove tasse che di fatto noi siamo costretti
ad adottare obbligati dalle ristrettezze di bilancio. Guardate che in politica le motivazioni per cui si produce una scelta sono rilevanti, incidono sia nella percezione che poi l'opinione pubblica ha di quella stessa scelta, sia diciamo, negli effetti che quella scelta produce. Farò un esempio davvero senza polemica, sperando che non sia oggetto di facile ironia. Quando mettemmo la famosa tassa per l'Europa, non so se ve la ricordate, quando un governo introdusse un prelievo sui conti correnti degli italiani. E la motivazione della cosa più fastidiosa che un governo possa fare era: lo dobbiamo fare per vincere la scommessa dell'ingresso nell'Unione Europea, che allora stava muovendo i primi passi. L'opinione pubblica, pure infastidita perché addirittura neanche le mani nelle tasche, direttamente le mani nei conto corrente, registrò comunque di aver compreso la sfida epocale che con quella manovra si voleva fare. Non vorrei aprire una discussione sul giudizio su quella cosa lì, ma era per dire che anche le manovre finanziarie e fiscali più antipatiche, se sono costruite attraverso un racconto che tiene insieme un obiettivo di lungo periodo, possono essere accolte dall'opinione pubblica e dalle organizzazioni che rappresentano le imprese. Questa volta invece noi lo facciamo perché non abbiamo alternative, perché altrimenti non chiudiamo il bilancio, e lo facciamo senza prefigurare attraverso questa nuova tassazione un cambiamento, un'innovazione, una strategia di lungo periodo. Io penso che questo, al netto delle valutazioni, non c'è formaggio se no mi richiamerebbe alla concretezza, però al netto delle valutazioni che questo passaggio potrebbe portarci ad avere nella logica del consenso, io non ho idea se e in quale quantità questa scelta potrà impattare in termini di consenso o mancato consenso. So che sul piano politico questi sono strappi che hanno poi delle conseguenze inevitabili, e tant'è che è esplicito ed è esplicitato il conflitto con il mondo produttivo, che io credo sarebbe un errore ignorare o sminuire, perché questa regione in questi decenni è cresciuta proprio fondandosi su un'alleanza tra mondo dell'impresa e rappresentanza politica. E non è un caso che si parla dei prossimi candidati presidenti, il presidente di Confindustria, l'ex presidente di Confindustria, l'imprenditore, perché il Veneto è l'impresa e molto spesso in Veneto l'impresa rappresenta il lavoro, perché siamo la regione delle piccolissime imprese, dove molto spesso l'imprenditore, cioè il padrone dell'impresa, lavora il triplo dei propri dipendenti. Questa roba qua è il Veneto. Dunque sminuire, sottovalutare la portata di una spaccatura, di una contraddizione dentro il nostro mondo, io credo sarebbe sbagliato, perlomeno sul piano politico e sulla necessità che tutti noi abbiamo, maggioranza e minoranza, di tenere insieme in una fase delicata la comunità della nostra regione. E poi ovviamente questa scelta ha prodotto anche una spaccatura politica all'interno della maggioranza. Anche su questo io eviterei di minimizzare, sebbene non mi sfugga, diciamo, quanto incida su questa valutazione l'avvicinarsi della scadenza elettorale, insomma, che ovviamente influenza più di tante altre cose, più di tante manovre di bilancio, il posizionamento dei partiti. Ecco, in questo quadro, che coinvolge certamente l'ambito politico, ma che più in generale riguarda, diciamo, l'assetto generale della nostra regione, io credo che si debba necessariamente fare due considerazioni generali. La prima è che il racconto della virtuosità e dell'eccellenza di cui ha infarcito la sua comparsata in Consiglio regionale il Presidente della Regione, ma che molto spesso riecheggia in alcuni interventi che sentiamo anche in aula, stride con la realtà che abbiamo appena raccontato. Non può essere che va tutto bene, non può essere che siamo sempre i più bravi e i migliori, quando dobbiamo fare i conti con una spaccatura profonda nella parte politica e del contesto sociale della nostra regione. L'altra questione è, ed è conseguente, oppure anzi forse è causa in parte di questa considerazione,
La seconda è che questo, di conseguenza, è un bilancio in cui stride in maniera significativa la contraddizione tra gli obiettivi che voi dichiarate di tipo politico, anche nella nota di aggiornamento al DEF, non serve andarsi a rileggere chissà quale dichiarazione, e le risorse che stanziate e il modo in cui le stanziate dentro questo bilancio. Perché se voi dite che avete degli obiettivi prioritari, la politica per la casa si discuteva ieri, il contrasto alle emergenze in ambito agricolo e della pesca si diceva sempre ieri, il tema della sanità. Se quelle sono le vostre priorità, noi in questa legge di bilancio dovremmo trovare degli stanziamenti significativi in quelle linee di intervento che voi avete indicato come prioritarie. Invece c'è una contraddizione profonda tra gli obiettivi che anche il Presidente ci ha annunciato qua, le Olimpiadi, cos'altro ha detto? Basta, le Olimpiadi. Effettivamente è stato un po' stringato, diciamo, sugli obiettivi. Ma se c'è un obiettivo, su quella roba lì io dovrei vedere delle allocazioni di bilancio incredibili. E invece c'è una distribuzione a pioggia, in parte dovuta alle necessità, diciamo, quotidiane e costante, in parte alla scelta di non scegliere, che è la caratteristica di questi 15 anni, del voler accontentare tutti, perché siccome tutto deve andare bene si deve tirare a campare. Allora la politica del tengo tutto insieme, non faccio scelte, do un po' di qua e un po' di là, quando le risorse sono poche, appunto è una modalità di procedere che stride invece, a mio giudizio, con la fase che stiamo attraversando e che imporrebbe coerenza tra gli obiettivi che ci si pone e la gestione delle risorse. Ora, dentro questo quadro molto diciamo tecnico, politico, diciamo così, proviamo a capire invece cosa sta succedendo intorno a noi. Siccome in questi giorni molto spesso, con anche facile ironia, ci avete detto che siamo noi quelli che gufiamo, che vogliamo portare male, che in realtà appunto va tutto bene e che non è poi così grave la situazione, cito solo 3 fatti che spero possano aiutarci nel proseguo del confronto. Oggi un noto quotidiano locale titolava a 9 colonne la sintesi dell'intervento in occasione dei saluti natalizi del presidente di Confindustria Veneto. Erano 3 parole il titolo, non di più, 4. Veneto, 2 punti, l'economia è ferma. Ora, di fronte al presidente regionale di Confindustria, che si esprime in questi termini, rispetto all'economia regionale, che sta dentro un contesto nazionale naturalmente che produce questo risultato. Ma davvero voi volete continuare a convincermi che sono io che la vedo nera e che tutto sommato in qualche modo la situazione si arrangerà e si sistemerà e ne verremo fuori e l'ottimismo? Ma andateglielo a spiegare voi alle imprese che basta un pizzico di zucchero, come diceva Mary Poppins. Da piccoli si crede a Mary Poppins, da adulti l'ottimismo non è una ricetta sufficiente per far andare giù la pillola. I pessimisti non fanno fortuna. Ora, se in Veneto l'economia è ferma, e lo dice il presidente di Confindustria, dobbiamo misurare questo dato strutturale e oggettivo, credo, nel contesto in cui ci muoviamo. Le politiche di bilancio nazionali sono e saranno particolarmente restrittive. È in discussione, come da noi anche in questi giorni, in Parlamento la nuova legge di bilancio del governo Meloni del 2025. Sono previsti tagli lineari in ogni comparto. I tagli previsti per le regioni non serve che li ricordi io all'assessore Calzavara. Si taglia 1,3 miliardi agli enti locali, 1,3 miliardi agli enti locali, sia in termini di trasferimenti, sia in termini di investimenti, tagli agli investimenti di spesa in conto capitale, e non è che i comuni del Veneto vivano da un'altra parte. E dovremo fare i conti da oggi e nei prossimi anni con politiche di bilancio particolarmente stringenti imposte dall'Unione Europea.
Il combinato disposto di questi tre fattori dovrebbe, se non fosse l'ultimo bilancio dell'ultima legislatura del Presidente Zaia, condividere il fatto che le soluzioni ordinarie con cui abbiamo affrontato in questi anni il bilancio florido di una regione virtuosa non sono più sufficienti. E vi informo anche, ma non credo vi sia sfuggito, che il mantra ideologico che ci avete propinato in questi anni, e cioè che poi tanto prima di arrivare al vedo, cioè a questa situazione, ci sarebbe stata l'autonomia che ci consentiva di tenerci in cassa i 9 decimi delle tasse, è finito. No, 9 è un po', ma sì, perché sono persone umili e non esagerano con la richiesta. Ho detto 9 decimi. Anche quella roba lì che ci avete raccontato in questi 20 anni, ogni volta che cercavamo di raccontare il nostro punto di vista, e cioè che le risorse non erano sufficienti, voi dicevate: ma non preoccupatevi, gli ottimisti, non preoccupatevi, tanto dopo ci arrivano i schei nostri. No, non vi arriva niente. Non voglio neanche discutere il perché e il per come, se no andiamo lontano. Comunque il dato di fatto è che non vi arrivano. Allora io mi dico, se questa è la situazione, dove andiamo a prendere ciò che ci serve e che oggi oggettivamente non abbiamo? Giusto per citare le tre questioni che a noi sembrano cruciali: il tema del fronte sociale, non c'è la Lanzarin, ma insomma le case di riposo, gli asili nido, il tema delle materne paritarie. Anche su questo prendo 2 minuti per tentare di, ribaltare un paradigma che ci avete propinato in 5 anni e che sul serio è arrivato alla frutta. Ci avete spiegato per 15 anni che il Veneto è eccellente perché offre i migliori servizi 0-3, quindi le scuole all'infanzia, 3-6 ancora di più, attraverso il ricorso al privato e alle scuole paritarie. In questa maniera non chiedevate soldi allo Stato, ma attraverso, un'attività capillare sul territorio dell'associazionismo, garantivate un servizio così fondamentale come il servizio di educazione dell'infanzia. Avete sempre omesso di raccontare l'altro lato della medaglia, che con questo modello che appalta il servizio di prima infanzia al privato paritario anziché al pubblico, i soldi non li metteva lo Stato, li mettevano i cittadini, perché ovviamente una scuola materna pubblica costa 0 al cittadino. La scuola materna paritaria, che è l'unico sistema su cui voi avete investito in questi anni, ha un costo mensile molto più rilevante per le famiglie, che ormai si aggira tra i 150 e i 200 euro al mese. Ma al netto di questo, non so se vi siete accorti, ma le state sottofinanziando le scuole paritarie. Quell'eccellenza lì, di cui ci avete parlato, che secondo voi era significativa del sistema veneto, che garantiva una qualità migliore dei servizi all'infanzia, che vi consentiva di non spendere risorse pubbliche. Sono 5 anni che stanziate le stesse risorse. Nel frattempo le scuole paritarie vi segnalano 2 semplicissime questioni. La prima, i rincari, l'inflazione oltre che i costi energetici. Come abbiamo risposto all'incremento dei costi delle scuole paritarie per l'infanzia? Quante risorse in più abbiamo messo in quello che voi avete detto era il fiore all'occhiello? 0. Quest'anno in audizione ci hanno anche detto una questione ulteriore: sta aumentando significativamente, e lo vediamo anche in altri livelli di istruzione, il numero di bambine e bambini che necessitano di un sostegno durante l'esperienza della scuola all'infanzia, e che per la ristrettezza economica delle scuole paritarie non sono in grado di garantire questo sostegno ai bambini con una forma di disabilità o di deficit dell'apprendimento. Siccome però sono scuole paritarie e non sono scuole pubbliche, se non sono in grado di offrire un servizio, rifiutano il servizio. E voi sapete quanti sono i bambini in Veneto oggi che, in virtù delle restrizioni economiche delle scuole paritarie, pur avendo bisogno sia del servizio educativo sia di un servizio di sostegno, non trovano una scuola materna paritaria alla quale poter accedere?
E nella scuola pubblica questo non succede, perché la scuola pubblica è universale, gratuita per tutti. Allora, delle due l'una: o investite di più nella scuola pubblica o investite molto di più nella scuola privata paritaria. Non fare né l'uno né l'altro lascia i nostri ragazzi e bambini sprovvisti di un servizio essenziale. Ma ho fatto questo esempio, ma c'è il tema del trasporto pubblico locale. Noi ci siamo ridotti ad esultare perché quest'anno, cioè nel 25, non andrà a regime il nuovo criterio di riparto per i fondi nazionali del trasporto pubblico locale, che è costruito per premiare le regioni virtuose. Cioè noi, i virtuosi, gli eccellenti, quelli più bravi sempre a fare tutto. Ma siccome nel trasporto pubblico locale non aggiungiamo un euro di risorse regionali al fondo nazionale, allora non ci va bene che il criterio di riparto che premia i virtuosi venga applicato. E festeggiamo, dai, che anche quest'anno abbiamo ottenuto la proroga, l'abbiamo scampata, se no stavamo discutendo in un altro buco di bilancio di 35 milioni. Questo è il contesto. Il buon padre di famiglia, o come piacerebbe più dire a me, la buona madre di famiglia, organizza il bilancio familiare facendo in modo di mettere nelle condizioni la sua famiglia che, se anche succede qualcosa, la baracca regge. Noi siamo in una condizione con questa politica di bilancio che, se succede una qualsiasi cosa, dalla perdita per la pedemontana, dal taglio agli enti locali, dal cambio dei criteri di riparto al trasporto pubblico locale, dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della cooperazione, ci troviamo con l'acqua alla gola e siamo costretti a fare cose che non avremmo mai voluto fare. Non parlo della sanità, un po' perché non c'è l'assessore Lanzarin, ma perché ci sarebbe troppo da dire, non voglio occupare troppo tempo da sottrarre al confronto con i colleghi. Ma anche su questo, di fronte a bisogni sanitari che si allargano, di fronte al taglio del Fondo Sanitario Nazionale, noi non abbiamo un euro da mettere in più a disposizione delle necessità di cura delle persone. È un tema politico cruciale che ci dovremmo porre se vogliamo davvero evitare che quell'eccellenza, quella virtuosità di cui avete ereditato il patrimonio non sia totalmente dispersa in questi 15 anni. Perché il tema sul piano politico è esattamente questo. Non siete voi che avete reso il Veneto eccellente. Non è con voi che il Veneto diventa prima della classe, lo era già prima e io spero lo sia anche dopo. Ma se io devo fare una fotografia alla qualità della vita, al benessere, alla coesione sociale, allo sviluppo della nostra regione 15 anni fa e oggi, se faccio un confronto, è oggettivo che queste politiche di bilancio hanno intaccato progressivamente quell'eccellenza e quelle capacità. Cosa ci può salvare oggi? Carlo, scusa, se chiudi magari. No, era... Grazie. Cosa ci può salvare oggi? Due cose dal mio punto di vista. Ci potevano salvare. La prima si chiama PNRR. Ora, premesso che c'è qualcuno di voi che va in giro a spiegare che le risorse del PNRR sono debiti che dovremo ripagare e quindi è una logica per cui mi vorrebbe da dire non prendiamo niente perché poi le dobbiamo ripagare, ma lasciando stare la propaganda che chi adesso è con la canna del gas a livello nazionale deve giustificare i tagli e quindi adotta. Il PNRR sono risorse che sono arrivate, arrivano e arriveranno ancora per un anno sui territori e che avrebbero potuto essere significative per disegnare il Veneto del futuro. Quando è cominciata, diciamo così, la discussione attorno al PNRR e a come avrebbe dovuto, come va di moda dire adesso, essere messo a terra, noi, a parte sollevare alcune perplessità rispetto ad alcuni progetti che avevate previsto, al netto del merito dunque, come metodo vi avevamo chiesto soltanto una cosa:
Vi avevamo detto, arrivano soldi in una quantità tale e in una diciamo, dilazione temporale talmente ristretta che noi abbiamo un'occasione di utilizzarli, se li utilizziamo bene, di cambiare radicalmente il volto alla nostra regione. Perché tutti quei soldi in così poco tempo, del resto si tratta di una iniziativa straordinaria, difficilmente li rivedremo. E vi abbiamo sfidato su questo, su due questioni. La prima è la chiarezza, l'obiettivo, il progetto di Veneto che avevate in mente, se ce l'avevate di realizzarlo. E due, la fantomatica capacità amministrativa di cui vi vantate e che avrebbe potuto, proprio incrociando il PNRR, diventare l'acceleratore che gli altri non avevano e che avrebbe consentito al Veneto di utilizzare di più e meglio quella mole di risorse incredibili. E ora io vi chiedo, anche facendo uno sforzo di fantasia e immaginandoci nel 2026, nel 2027, ma c'è davvero qualcuno che arriva in questa regione e, diciamo, attraversandola, percepisce il cambiamento strutturale che siamo riusciti a mettere a terra grazie ai fondi del PNRR? Perché io non lo vedo. Vedo tanti interventi a pioggia, la maggior parte dei quali, e anche i migliori dei quali, attuati dai comuni, e basta. Vedo esattamente la stessa regione che vedevo prima del PNRR, che è esattamente quello che arriverà e accadrà, dal mio punto di vista, a livello nazionale. E allora sì, ci troveremo ad aver recuperato qualche opera pubblica che non riuscivamo a fare, ma non avremo raccolto quella grande sfida che stava dentro il PNRR, che era di rivoluzionare il Paese e i territori, secondo due direttrici fondamentali, perché guardate, il giudizio sul PNRR si deve dare indossando il paio di occhiali e il paio di lenti che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno indicato come essere le due grandi questioni che dovevano essere affrontate con le risorse del PNRR. La prima, i giovani, Next Generation EU si chiamava. Noi dovevamo costruire il Veneto per il futuro, per i giovani. Io non lo so come voi abbiate inteso utilizzare i fondi del PNRR, ma non mi pare una regione che in questi ultimi anni abbia investito convintamente in quella direzione. La seconda lente con cui dovevamo guardare questi investimenti era la parità di genere, donne e giovani, e anche su questo meglio che non dica nulla, meglio che non dica nulla. Quindi una cosa che ci poteva salvare mi pare in realtà passata in cavalleria. La seconda cosa che ci può salvare, l'ha citata ieri l'assessore Calzavara, mi sembra interessante e ci torno. Va benissimo, io concordo con la scelta di aver fatto uno sforzo significativo sul piano finanziario e aver spinto al massimo per l'ottenimento dei fondi comunitari, soprattutto FESR e FSE+. Mi sembra una scelta intelligente che certamente richiede un impegno economico di cofinanziamento significativo, ma che va esattamente nella direzione di avere risorse disponibili per fare delle cose. Anche su questo, premesso che anche quei fondi non sono fondi regalati, ma dovrebbero essere fondi che noi impieghiamo per riconvertire in un'ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale la nostra regione, e io non vedo questa grande riconversione, calcolando soprattutto, assessore Marcato, che i fondi FESR sono gli unici fondi che ha a disposizione la missione dello sviluppo economico. Lo dico perché saranno anche tanti, ma se l'impresa e il lavoro sono le priorità, e due soldi bisogna metterli. E invece cofinanziamo e lasciamo che siano i fondi europei. Ma va bene. Ma, assessore Calzavara, non so se ve ne siete accorti, siamo al giro di boa della programmazione nuova del settennato, siamo al giro di boa. Siamo gli ultimi in classifica per le percentuali di impiego delle risorse, insieme alla Toscana, lo dico così almeno diciamo, facciamo uno di qua e uno di là. E sapete perché succede questo?
a parte che non ci sono idee, ma perché vi siete inventati di mettere in campo. Sapete come, dove se non vi fidate di quello che dico io, vi andate a leggere, perché forse non l'avete ascoltata con attenzione quando li abbiamo auditi in prima commissione, la memoria di Confindustria Veneto, in cui dice, per chi c'era e chi aveva il piacere di ascoltare, in cui vi dice: cara Regione del Veneto, non solo dovete mettere più risorse sullo sviluppo economico, dovete anche darvi un'accelerata, perché siamo gli ultimi in classifica per percentuale di impiego, ma l'abbiamo visto anche 2 settimane fa, quando abbiamo fatto la sessione in prima commissione rispetto all'andamento del... E questo accade, uno, perché non ci sono tante idee, perché non si può replicare di fronte a un contesto economico che è in continua mutazione, che sta entrando in crisi, i medesimi modelli di quando si stava bene. E 2, perché, lo dico, l'ho già detto, ma almeno rimanga a verbale nella discussione sul bilancio, Veneto Sviluppo, dentro un'operazione di ristrutturazione utile, anche su quello credo che abbiamo contribuito, è fermo da un anno, non so se ve ne siete accorti. Non fa bandi, forse ne farà uno, ne ha fatto uno recentemente. Ci sono una serie di ingrippi, intrighi rispetto alla funzionalità di Veneto Sviluppo che ci hanno sempre segnalato le imprese in audizione e che ci hanno anche confermato il management di Veneto Sviluppo stesso quando l'abbiamo audito, è venuto a raccontarci del rendiconto di bilancio, che determinano un impatto. E anche qua il tempismo non è casuale. Se io per via di una ristrutturazione societaria blocco la finanziaria regionale proprio nell'anno in cui si apre e inizia la crisi economica, ma ci sarà un problema che ci poniamo noi quelli dell'eccellenza, noi quelli del guai a dire che qualcosa non funziona. E la stessa valutazione potrei dirla sugli indirizzi politici, secondo me non precisi, non puntuali, che date agli enti strumentali della Regione. Ho già detto di Veneto Sviluppo, ma pensiamo a Veneto Strade. È venuto in audizione e ci ha detto: noi siamo pronti, noi siamo bravi, abbiamo le competenze, in questi anni abbiamo investito sulla formazione, siamo pronti. Soldi, vabbè, non ce ne sono tanti, ma comunque non sappiamo cosa fare, perché non abbiamo ancora capito qual è l'obiettivo di lungo periodo che la Regione rovescia su Veneto Strade, perché non sappiamo se si realizzerà questa fantomatica holding, non sappiamo se ci dovremo limitare a fare le manutenzioni e le asfaltature delle strade, non sappiamo se saremo, diciamo, oggetto di una modifica societaria che vedrà entrare nella compagine societaria CAV piuttosto che ANAS. Cioè, in una fase del genere potete anche contestare chi dice che le strade non servono perché bisognerebbe andare col treno, ma almeno le strade fatele. Se dite che sono le strade, fatele almeno. E dite all'ente strumentale della Regione del Veneto, da qua a 15 anni, no, da qua a un mese, cosa deve fare per fare le strade. E guardi, Assessore Calzavara, che questo tema si incrocia esattamente con la questione che ho sollevato ieri in serie di discussioni a cui non mi è stata data risposta, a proposito di sguardo lungo, obiettivi chiari e bilancio che finalizza le risorse a obiettivi specifici. Glielo richiedo. 1, ma alla fine la pedemontana quanto ci costa? Perché avete assegnato uno studio che ci avete, io ve l'ho anche, adesso ho fatto richiesta accesso agli atti per vedere quanto è costato, in cui ci dà le previsioni di traffico per 3 anni, che sono quelle che noi vediamo nel bilancio. Ad ogni piè sospinto ci dite che voi avete indicatori che vi dicono che andrà meglio di così. Vorrei vederli, vorrei sapere quali sono le previsioni che avete in testa voi e che non ci dite. Primo punto. Secondo punto, quando e se l'anno prossimo arrivano i 18 milioni di CAV, i 18 milioni che si liberano, dove volete metterli? Perché è davvero incredibile che stiamo discutendo il bilancio di previsione del 2025, sappiamo già che con una buona approssimazione ci arriveranno 18 milioni e non ci viene neanche detto che funzione vogliamo dare a questi 18 milioni.
che idea abbiamo, che obiettivo ci poniamo, ma lo dico anche ai consiglieri di maggioranza che si lamentano perché non hanno le risorse per fare le cose che vogliono. Ma andate dall'assessore e chiedete con quei 18 milioni cosa ci vuole fare. Magari poi ci fate un comunicato stampa, no almeno. Ora, è questa la modalità di gestione del bilancio che a me non convince e vado a chiudere. E facciamo i conti. Facciamo i conti. Voi dite sempre che il sistema produttivo, voi dite il Veneto, in realtà è il sistema produttivo, le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati del Veneto danno tanti soldi allo Stato centrale, contribuisce in maniera significativa al Paese, non la Regione Veneto o l'assessore Calzavara, le imprese del Veneto, le lavoratrici e i lavoratori del Veneto. Ma quelle stesse imprese e quelle stesse lavoratrici e quegli stessi lavoratori contribuiscono in maniera significativa anche al bilancio della regione. Ce le ha dette prima l'assessore, il relatore Sandonà, le cifre. Tassa automobilistica, adesso l'addizionale IRAP, l'addizionale IRPEF che è un pezzettino ci arriva, 1 miliardo più o meno, ho fatto il conto se non ho sbagliato a sommare le cifre che diceva il relatore Sandonà. 1 miliardo. Cioè le imprese e i lavoratori del Veneto devolvono al bilancio della regione tra tasse, imposte, eccetera, circa 1 miliardo all'anno. 1 miliardo. Non è poco, è 1 miliardo. Ora, vi sembra normale che di questo miliardo noi ne restituiamo in spesa libera soltanto 60 milioni? Perché tutto il resto è già occupato. Cioè, cari veneti, Roma vi chiede tanto e vi dà poco. La regione del Veneto uguale. E se la spesa libera si restringe, malgrado il versamento che i veneti fanno nelle casse della regione si allarga, si lasciano indietro tanti. E allora i conti in ordine del bilancio, che certo è un obiettivo apprezzabile, ha secondo me bloccato l'azione dell'amministrazione regionale e della maggioranza in azioni ordinarie. Ora chiudo ponendo una questione, diciamo, scherzavo prima col capogruppo Villanova, una questione democratica, fa sempre molto scena quando si dice così. Però in realtà è un tema che più che all'assessore pongo al Consiglio della Regione del Veneto. Io ricordo ai colleghi che siamo noi che abbiamo la funzione legislativa. Nell'assetto istituzionale la Giunta esegue, ho ripassato recentemente con mio figlio in quinta elementare la distinzione tra i poteri, la Giunta esegue le indicazioni che il Consiglio regionale dà. Anche tutta la vicenda dell'autonomia in cui chiedete le funzioni e le materie legislative, le chiedete per il Consiglio, non so se vi è chiaro, non per la Giunta, è il Consiglio. Bene. Allora, sa che cosa mi sono divertita a fare? A proposito di spesa libera, di ruolo del Consiglio regionale e di cosa serve stare qua a discutere del bilancio e di cosa abbiamo fatto in questi 5 anni, perché l'assenza del Presidente Zaia, e cioè della guida politica, alle nostre assemblee plenarie non è casuale, non è superficialità. È il fatto che in questi 15 anni ha spogliato progressivamente il Consiglio del suo ruolo e nessuno di voi ha detto e dice niente. Allora sono andata a vedere, a proposito di impegni di spesa, in tutta questa legislatura, missione per missioni, quale leggi l'organismo che ha la funzione legislativa e che in questo contesto che vi ho detto dal miliardo 60 milioni dovrebbe decidere dove allocarli, il Consiglio, non la Giunta, quali leggi il Consiglio della Regione del Veneto ha fatto in 5 anni di legislatura? Noi, dei 60 milioni. Allora, per quanto riguarda la missione servizi istituzionali, abbiamo istituito il premio di laurea Pavone, 5.000 euro, bella, iniziativa pregevole, ma bene. E poi dimenticavo la giornata dell'autonomia, 50.000 euro. Io non giudico se è la qualità dei 60 milioni a Pavone 5.000, l'autonomia 50.000.
Ordine pubblico e sicurezza non abbiamo fatto niente. Diritto allo studio, diritto allo studio. E la via della seta veneta, 15.000 euro. L'elenco regionale delle scuole di musica, Non ti devi neanche in Cina. 5.000 euro. Ah, e poi, Presidente Scatto, la giornata della consapevolezza dell'utilizzo dei social network per i ragazzi. Tutte le iniziative pregevoli, 100.000 euro forse. Le attività culturali non abbiamo fatto una legge che sia una. Ah no, scusa, sì, hai ragione. Abbiamo fatto la città veneta della cultura, la collaborazione con la Fondazione Cini, la giornata regionale dei Colli Veneti, la promozione delle minoranze linguistiche. Basta. Poi sul turismo, e io parlo di questa legislatura, sul turismo cosa ha fatto l'Assemblea legislativa della Regione del Veneto? No, questa è un'iniziativa della collega interessante, il turismo fluviale, questa anche con un po' di soldi. Però questa e basta, in tutta la legislatura. Però Bea. Ah, l'ambiente, abbiamo detto la sfida ecologica, la lotta ai cambiamenti climatici, il consumo di suolo. Cosa abbiamo fatto? Il Consiglio regionale. Le malghe, patrimonio delle malghe, va 5.000 euro da valorizzare, e la giornata ecologica regionale, perché una giornata regionale non si nega a nessuno. Esatto, quindi l'ambiente è salvo. L'ambiente della Regione del Veneto, grazie all'iniziativa legislativa del Consiglio regionale, è salva. E poi, esatto, sì. Poi abbiamo fatto, mi dispiace che non ci sia il collega Betta, a proposito di sviluppo economico, la legge sul Veneto Sviluppo di cui ho già detto, e l'iniziativa interessante di BET per i progetti a beneficio comune, questa cosa che premia le imprese benefit. Politiche del lavoro niente, agricoltura niente, le comunità energetiche che però non partono perché mancano i decreti, iniziano a partire, e le autonomie territoriali, questo è importante perché abbiamo fatto lo sviluppo economico del delta del Po, della riviera del Brenta, ieri abbiamo fatto anche l'Alto Polesine. Fine. Ora, dov'è la questione democratica? E chiudo. È che se noi discutiamo di un bilancio che non ha risorse per tutte le condizioni, diciamo, internazionali, nazionali di cui ho parlato, se ci troviamo ad incrociare una fase che sotto il profilo, diciamo, del contesto economico e sociale restringe ulteriormente queste maglie, se noi ci troviamo a non avere la capacità di indirizzare le poche risorse dall'esterno che ci vengono, ho citato il PNRR e i fondi UE, in obiettivi precisi, e in più come Consiglio regionale rinunciamo a dire la nostra e deleghiamo in maniera assolutamente discrezionale alla Giunta e al Presidente della Regione fare il mestiere che dovremmo fare noi, è fisiologico che si finisce così. Che stiamo fino a tarda notte a discutere di emendamenti e di bilancio, a fare la spesa, come diceva qualcun altro, e non riusciamo però a svolgere dal mio punto di vista l'obiettivo che ciascuno di noi, avendo preso i voti, avendo avuto l'opportunità di sedere su questi banchi, che sia dalla maggioranza che sia dall'opposizione, dovrebbe porsi come obiettivo, e cioè cambiare le cose che non vanno e risolvere i problemi delle persone. In queste condizioni, cioè nelle condizioni in cui 15 anni di presidenza Zaia avete umiliato il Consiglio regionale, a nostro giudizio è anche difficile poter lavorare in maniera diversa.